Fronte Friulano, parliamo di abrogazione dei diritti dei lavoratori. Sì, buonasera. Vorrei evidenziare una notizia della mancata trattativa, del mancato accordo della trattativa tra il presidente di Confindustria Squinzi e le tre sigle sindacali. Cosa comporta questo? A breve, nel prossimo futuro, comporterà un depauperamento dei diritti e del potere di acquisto, diciamo, del salario dei lavoratori. Perché? C'è allo studio questo mancato accordo, fa in modo con una normativa che Mi permetta di sottolineare che il governo sta intervenendo un po' troppo ultimamente, no? Sì, ma in questo caso sta intervenendo a gamba tesa. Allo studio una normativa dove può mettere il cosiddetto bavaglio al sindacato. Perché? Perché sta regolamentando il potere diciamo, di rappresentatività. Con questa normativa bisogna avere almeno il 30% degli iscritti d'accordo per effettuare qualsiasi azione di protesta, ad esempio uno sciopero. Con questa normativa anche regolerà che le rappresentanze inferiori al 5% praticamente non hanno forza, verranno cancellate. Mi permetta, stiamo passando dal male al peggio in un certo senso. Sì, in un certo periodo hanno chiesto anche l'inesigibile, ottenuto per il potere che avevano contrattuale. Certo. Adesso stanno pagando lo scotto, direi. Bene. E come Fronte Friulano voi cosa farete in questo caso? Beh, nella nostra situazione noi non siamo al potere, quindi non abbiamo potere decisionale. Certo, ma però romperete le scatole, no? Beh, oddio, informare la gente su quello che sta avvenendo, certamente. Certo. E vorrei dire, anche c'è la mancata indicizzazione delle pensioni. La mancata indicizzazione delle pensioni è comunque un rallentamento, una diminuzione del potere di acquisto. Bene. Con la mancata contrattazione a livello nazionale ci sarà un adeguamento verso il basso del potere di acquisto degli stipendi. Bene, la ringrazio, però il tempo a nostra disposizione è terminato qui. Grazie.